partiamo da questo posto fantastico che io ho nel cuore perché mi ricorda un mio periodo in Sudafrica. Arriviamo sino a Bugerru, passare sopra Bugerru è fantastico. Oggi attraversiamo tutta la storia delle miniere della Sardegna. Dopo Bugerru abbiamo un po' di saliscendi, soprattutto sali, e arriviamo sino a Nebida, un altro balcone spettacolare sulla costa del sud-ovest. Vediamo il famoso pan di zucchero. Da Nebida ci buttiamo in discesa, una discesa emozionante sino a Fontanamare, un'altra spiaggia lunga, oggi con questa scaduta di maestrale piena di onde. A Fontanamare facciamo un picnic. E poi da lì attraversiamo tutto il Sulcis, raggiungiamo Teulada e da lì abbiamo gli ultimi 20 km, 25 km di bellezza nella sua massima espressione. È una Sardegna per me sconosciuta, cioè onestamente non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo di trovare una località così perfetta per la bicicletta e quindi ideale per tutti gli appassionati di ciclismo e di cicloturismo. Incredibile, ogni curva c'è una sorpresa nuova. Un cambio di panorama è una cosa incredibile. È proprio vero quando dicono che la Sardegna è un mini continente. La bicicletta non ci racconta solo paesaggio e natura, ma ci racconta cultura, ci racconta enogastronomia, ci racconta vita, volti, ci racconta una terra. Mi sento anche un po' emozionato perché oggi arriviamo a casa con questo gruppo di amici e questa è la giornata di oggi.